Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Eccoci qua, intanto abbiamo ascoltato terzo brano musicale di oggi, prima degli scorretti, I'm Bound for Canaan Land. Una grandissima cantante gospel, nasceva oggi, il 23 giugno del 1904, nel Mississippi, Willie Mayford Smith. Con questo io do il benvenuto e il buongiorno a Carlo Cambi, che come tutti i mercoledì è con noi per la nostra fantastica rubrica Gli Scorretti, sempre cercando di ragionare per la libertà, che è un ragionamento che credo sia più necessario che mai. Buongiorno Carlo. È caduta la linea, Giulio, lo stiamo richiamando, pochi istanti. Lo richiamiamo al volo e poi vi dico subito il menù della giornata, mentre ci informa l'agenzia ANSA che Draghi ha detto che la fiducia sta tornando e la ripresa sarà sostenuta, ha detto il Presidente del Consiglio. Alla Camera dei Deputati le comunicazioni di Draghi in vista del prossimo Consiglio europeo, poi segue, se si sta svolgendo adesso, il dibattito, verranno votate le risoluzioni, dopodiché Draghi terrà le sue comunicazioni al Senato nel pomeriggio. Sintesi estrema, la situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento, ha detto Draghi. Secondo le proiezioni della Commissione europea, nel 21 e 22 l'Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4%, come il resto dell'Unione europea. La ripresa sarà ancora più sostenuta di quanto previsto, la fiducia sta tornando. Il nostro obiettivo, ha detto ancora Draghi, è superare i tassi di crescita anemici che l'Italia registrava prima della pandemia. Durante la pandemia abbiamo impiegato risorse ingenti per proteggere l'economia, dobbiamo assicurarci che la domanda aggregata sia in grado di soddisfare questi livelli di offerta, e per favorire la crescita è fondamentale mantenere una politica di bilancio espansiva a livello europeo nei prossimi mesi. Raggiungere tassi di crescita più alti di quelli degli ultimi decenni è l'orizzonte di Draghi, ci permetterà di ridurre il rapporto debito-PIL, che è aumentato di molto durante la pandemia, creando nuovi lavori fondamentali come quelli del digitale e dell'ambiente. In questo quadro permangono rischi: il primo, la situazione epidemiologica, che va monitorata con attenzione. Ci sono nuove pericolose varianti del virus che possono frenare le riaperture, i consumi e gli investimenti. E poi c'è il pericolo inflazione. Ha detto ancora Draghi che nell'area euro ha raggiunto il 2%. C'è consenso che questo aumento di inflazione sia temporaneo perché è legato al recupero della domanda e alla strozzatura dell'offerta, ha detto Draghi. L'inflazione principale, che esclude le componenti variabili, rimane molto bassa. E poi l'ultima questione è il rischio della divergenza tra l'economia della zona euro e quella statunitense. Questo per estremi sommi capi, ciò che ha detto Draghi alla Camera stamani. Su questo io interpellerei subito Carlo Cambi, che ho già presentato prima e che dovremmo avere recuperato in collegamento. Carlo, buongiorno innanzitutto. Ciao direttore, anzi Cardinal Cainarca. Allora, abbiamo sentito l'omelia di Draghi, per rimanere in argomento, sull'economia. Che ne dici così a botta, a primo impatto? E poi voglio citare, però anche l'ho fatto prima in rassegna stampa, cambio argomento completamente, ma il tuo interessantissimo pezzo di inchiesta sulla mafia pakistana oggi su Panorama. Anche di quello, se facciamo in tempo, parleremo. Sì, ti chiedo subito a bruciapelo un commento sulle parole di Draghi, così sommariamente riassunte. Allora, le parole di Draghi sono, come dire, al tavolo di poker si chiamerebbe un buio. Il problema è che bisogna vedere se qualcuno poi fa vedo. Cioè, tutto l'impianto del ragionamento di Draghi è fondato esclusivamente su un dato. Se cresciamo più del tasso di interesse del debito e riusciamo a mettere il piano in cascina, la situazione è sostenibile. Non so se hai notato, nel corso del suo speech, diciamo della Sì. chiacchierata che ha fatto, lui fa due riferimenti a due rischi. Primo, Sì. rischio inflazione. Secondo, E la pandemia.
il virus. Rischio pandemia, virus. Allora, atteso che in realtà lui si deve augurare che la pandemia non finisca. Perché vedi, c'è una contraddizione in quello che dice Draghi. Draghi dice, se la ripresa è forte e noi cresciamo fortemente, abbiamo condizioni di sviluppo, giusto? Questo è quello Certo. che ha detto. Ma se la ripresa è forte e quindi si esce dall'emergenza, ci sono alcuni paesi, e parlo dell'Olanda, della Bundesbank, della Banca d'Austria, delle banche baltiche, che per prime diranno alla BCE, ma se è finita l'emergenza finisce anche il programma straordinario. E se finisce il programma straordinario della BCE, So cavoli 600 e nostri, passa soprattutto miliardi dell'Italia. di debito che dobbiamo assolutamente, scusa un attimo, Eccoci Carlo. Il bello della diretta, diceva Gianni Minà, ed è in effetti il bello della diretta. L'abbiamo perso Carlo o era una bippatura, diciamo così, atta ad accrescere la suspense? Adesso lo chiediamo appena Carlo torna. Intanto dal 28 di giugno, cioè fra 5 giorni, via le mascherine all'aperto. Il ministro Speranza ha firmato, anche se mantiene alto l'allarme, come si suol dire, non dobbiamo considerare chiusa la partita. L'ordinanza prevede di indossare la mascherina solo quando non si può rispettare il distanziamento o si configurino assembramenti. Qui soccorrono le vignette del Corriere della Sera che abbiamo citato ieri, quelle per i bambini dell'asilo, cioè per noi cittadini, che ci hanno raffigurato quando si deve mettere la mascherina, quando non si deve mettere, quando c'è assembramento, quando non si rispetta il distanziamento e tutte queste belle cose. Intanto non so se Carlo è ancora è ritornato in collegamento con noi, ma c'è un altro tema di primo piano sull'agenzia ANSA di stamani: il Vaticano contro il disegno di legge Zan, e anche su questo Draghi risponde alle Camere, al Parlamento. Intervento a gamba tesa, un'occasione per riaprire il dialogo, dice invece qualcun altro. Insomma, il Vaticano ha chiesto al governo di rimodulare, la parola usata oltre Tevere, il disegno di legge Zan, perché così com'è configurerebbe una violazione del concordato, metterebbe a rischio la piena libertà della Chiesa Cattolica. Un appunto che il diplomatico, il cardinale Gallagher, che è colui che tiene i rapporti con gli stati per conto del Vaticano, un appunto che Monsignor Gallagher ha fatto pervenire sul tavolo del ministro Di Maio, scrive l'agenzia ANSA. Anche su questa questione, poi sentiremo il parere di Carlo Cambi, che alle questioni vaticane in relazione ai nostri assetti di potere ha sempre dedicato un'attenzione precisa. Anche su questo interverrà Draghi, chiamato in causa come colui che farà la pace anche col Vaticano. Mi ero già passato a un altro titolo dell'agenzia ANSA, Carlo, che riguarda Sì, sempre ho Draghi, sentito. chiamato in Volevo- causa per intervenire dopo le certo. critiche del Vaticano sulla legge Zan. E di questo comincio già a chiederti una tua valutazione, per quello che allora- riguarda noi ovviamente, perché a me non mi Certo. interessa tanto di cosa dice il Vaticano in sé per sé, ma siccome è un ente di potere straordinariamente influente sulle nostre vite, purtroppo, nella nostra Repubblica, beh, dobbiamo sapere cosa sta succedendo, no? Perché il Vaticano ha fatto questa mossa e come Draghi risponderà. Intanto però torniamo al punto 1, quello dell'economia di cui stavamo parlando. Volevo prima, no? finire quel ragionamento. Scusami se è stata la linea, No, figurati. avevo delle chiamate. Allora, il punto è, se c'è questa contraddizione. Draghi dice, se facciamo crescita siamo a posto, ok? Il Recovery Fund ci serve a fare crescita, poi su questo dobbiamo anche ragionare, perché l'impatto stimato è del 2% e l'impatto occupazionale è 300.000 posti di lavoro di tutta sta roba, parliamoci chiaro, ma vabbè, questo magari una volta facciamo una trasmissione ad hoc su questo. Ma il ragionamento da chi è? Facciamo crescita, se facciamo crescita il debito è sostenibile, il deficit piano piano ritorna sotto controllo e l'Italia, siccome sarà rinnovata in termini di assetto istituzionale, di riforme, di normative, eccetera, eccetera, finisce lì, ok? Perfetto. Però se c'è crescita vuol dire che è finita la crisi, giusto? Certo. E secondo te Deutsche Bank, Austrisch Bank of Holland, tutte le banche baltiche, i paesi frugali continuano a dire
signora Lagarde, applausi a cielo aperta, compra titoli come se non ci fosse un domani? In più, Certo che no. con un quadro internazionale di possibile inflazione che si accende per il costo delle materie prime. Stamattina Draghi ha detto una piccola bugia. Ha detto al netto dei costi energetici, cioè petrolio, l'inflazione continua a mantenersi molto bassa e dice quindi non c'è un problema. No, non è vero. Un problema c'è perché scarseggiano le materie prime. La ripresa americana è tale per cui vengono drenate le materie prime, la ripresa cinese è tale per cui vengono drenate materie prime, quindi mancano materie prime sui mercati e si infiammano i prezzi. Tant'è vero che oggi parla Powell, che è il presidente della Federal Reserve, e dirà che probabilmente c'è bisogno di un lavoro sui tassi, e se lavora sui tassi la Federal Reserve, la BCE sarà richiamata al suo compito di istituto, che è uno solo, tenere sotto controllo l'inflazione. L'inflazione, E certo. per tenere sotto controllo l'inflazione c'è un sistema solo nello schema della BCE, alzare i tassi. Il che vuol dire che quella massa di debito in più che noi abbiamo fatto, a cui si aggiungono i debiti del Recovery Fund, diventa un peso ancora più grave. Ecco, questa è una scommessa rispetto alla quale le ombre sono più pesanti delle luci. E ti riparte Quindi anche lo spread. E quindi che ci parte lo spread, eccetera, eccetera. Quindi forse lo spread no, perché finché c'è Draghi i mercati si fidano di lui, ma c'è un problema nostro di costo del servizio del debito e c'è un problema di collocamento del debito. Quindi è probabile che sì, riparta lo spread o comunque si alzino i tassi attraverso i quali noi remuneriamo il nostro debito. Quando la gente si esalta perché ci sono i primi accenni di Eurobond che dovrebbero finanziare la parte, diciamo così, a fondo perduto del Next Generation EU, in realtà le Eurobond sono pochissimi. La prima emissione sono 80 miliardi, 80 miliardi sono nulla. Faccio fare sempre mente locale alle persone. Gli Stati Uniti d'America hanno messo sul piatto 2.900 miliardi di dollari. La povera Gran Bretagna, la piccola Gran Bretagna, ha messo sul tavolo 930 miliardi di sterline. Noi stiamo parlando di 80 miliardi di debito comune. Cioè non so se vi è chiara la proporzione. Ecco, io non starei così allegro come il buon Draghi stamattina è sembrato essere. Quanto alla seconda questione, quella del Vaticano, io credo che sia una faccenda che riguarda in parte gli aspetti vaticani e in parte lo scacchiere internazionale. Il nostro ben amato Papa Bergoglio ha un problema grosso come una casa, che sono i vescovi americani, i quali, nonostante gli abbiano detto dalla Congregazione della Dottrina della Fede, che è capitanata da un fedelissimo di Papa Bergoglio, che insomma dire che chi parla di aborto non può ricevere la comunione è un eccesso, e tant'è vero che Papa Bergoglio, partecipando due mesi fa alla giornata per la vita a Verona, non ha mai partecipato, cioè facendo un messaggio alla giornata della vita, non ha mai pronunciato la parola aborto. Hanno detto, state buoni, non è che potete fare fuori Nancy Pelosi e Joe Biden, che sono cattolici, e non gli date la comunione perché si fanno promotori di leggi abortiste. E i vescovi americani gli hanno risposto: fai come cazzo te pare, noi la comunione andiamo dritti per la nostra strada, e se la commissione dottrinale dei vescovi americani stabilirà che chi parla d'aborto è un peccatore, la comunione non gliela diamo. E allora lui aveva bisogno di riequilibrare la barca, ed ecco che parte il siluro sul DDL Zan, anche perché vorrei che qualcuno mi spiegasse come sta insieme stupirsi per il DDL Zan ma tollerare la promozione dell'aborto, ok? Poi c'è un'altra questione, che è quella dei vescovi tedeschi. Ti ricorderai che Marx gli ha dato le finte dimissioni, no? E lui gliele ha respinte. Perché gliele ha respinte? Perché gli piace tanto Marx? No, perché gli dice: intestati tu, da vescovo di Monaco, la deriva che sta prendendo la Chiesa tedesca sulla faccenda dei chiesi sposati, la benedizione delle coppie gay, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Allora, se questo è lo schema complessivo, tu capisci che il DDL Zan diventa lo strumento attraverso il quale
Bergoglio cerca di tacitare i conflitti interni alla Curia. Ma una cosa, e qual è la spia che tutto questo sia stato fatto per questo motivo? Per mettere d'accordo Il fatto- tutti, insomma, o tentare di farlo. Sì, per tentare di farlo. Il fatto che è Gallagher che manda la missiva, o porta la missiva, Sì. ma viene detta da Farrell. E chi è Farrell? Farrell è il discepolo di quel McCarrick, arcivescovo di New York, fatto fuori perché ha passato una vita di abusi, ok? Ma Farrell, guarda caso, è la punta di diamante in Curia della parte di vescovi progressisti americani. Allora che cosa fa Bergoglio? Dice: Farrell, fai vedere che siamo sensibili alla dottrina della Chiesa, che così quelli americani si mettono buoni. Ma perché si devono mettere buoni gli americani? Perché Bergoglio non vuole rotture di coglioni da parte dell'America sulla sua trattativa con la Cina. La quale Cina, peraltro, nelle scorse settimane gli ha arrestato un vescovo e 7 preti, ma questo a Bergoglio francamente gli interessa il giusto. E Quindi- bello è che io sento in televisione che si scannano tutti intorno al fatto se Letta abbia o non abbia ricevuto la scomunica, se Salvini abbia o non abbia colto l'ondata di favore del Papa, che quando però parla dei migranti gli sta sulle scatole. Stamattina c'era un esponente della Lega in una trasmissione, non mi ricordo il nome, insomma, che ha detto delle robe terribili, cioè di un livello basso di interlocuzione veramente molto basso. In realtà tutti pensano che a Bergoglio gliene freghi qualcosa dell'Italia. Bergoglio ha una visione della Chiesa mondialista in uscita, la vuole trasformare in una ONG, è un interlocutore politico a tutto tondo e l'Italia è francamente trascurabile nei suoi disegni, se non come emblema per... C'è un'altra stranezza, e qui mi taccio, Sì. che questa cosa l'ha mandata avanti la Segreteria di Stato Vaticana. In realtà, per come stiamo messi nei rapporti istituzionali, dovrebbe essere la Conferenza Episcopale Italiana a protestare con lo Stato italiano. Bene, chiaro anche questo punto, Carlo, ne abbiamo tanti da toccare, per cui io passo a un altro argomento, poi eventualmente sentiamo anche coloro che ci stanno seguendo e vogliono telefonare più tardi, tra qualche minuto, allo 02 66 20 35 29. Nel frattempo chiedo alla regia anche di girarci i WhatsApp al 346 64 27 756. La regia è incarnata da Giulio Cesare. No, questa mattina non è Giulio Cesare, è Roberto Colombo. Chi è? Che salutiamo in regia. Roberto. Ciao Roberto, un abbraccio, sei bravissimo. Allora, Grazie del tuo intanto l'altro tema di cui vogliamo parlare stamani, ne prendo spunto perché ho citato prima anche in rassegna stampa la mafia della mezzaluna. Il titolo del tuo pezzo oggi su Panorama, che parla sì della scomparsa della 18enne Saman Abbas, ma che recupera anche la memoria di un'altra storia, quella di Azkari Az, 19 anni, cittadina italiana, viveva a Recanati, morta il 25 febbraio del 2018 perché il padre pakistano l'ha violentata, massacrata di botte, abbandonata sulla strada e si è augurato che qualcuno la investisse, e così è accaduto. Di lei non si ricorda più nessuno e tu nel tuo pezzo parti proprio da lì per parlare di un altro fenomeno, quello di una comunità chiusa, quella pakistana, e di una criminalità che si è affermata anche nello spaccio di droga. Tant'è vero che il Panorama parla appunto di mafia nel titolo, no? La mafia della mezzaluna. C'è una telefonata, mi dicono dalla regia, quindi la passiamo subito e poi affrontiamo questo capitolo. Al di là dei calciatori inginocchiati o meno, il tuo pezzo è più di sostanza, diciamo, su una questione seria. Sentiamo chi è in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese, buona Padania. Buongiorno. Un saluto Prego. a voi. Allora, io sulla questione del Recovery Fund, di tutti questi soldi che devono arrivare in Italia e poi dall'approvazione con dei voti massimi che ha dato l'Europa ai nostri piani di spesa. Sinceramente sono molto scettico, prima di tutto perché quando ho sentito che Franceschini era molto contento di poter spendere 330 milioni di euro solamente a Cinecittà per rilanciare le produzioni cinematografiche e televisive italiane, mi sono venuti i brividi, perché una delle cose importanti quando si fa mercato e si vende un prodotto è la qualità del prodotto.
A me non interessa se tu vai a investire i soldi in qualcosa che poi sarà vendibile, però i nostri prodotti cinematografici e comunque mediatici italiani non vengono riconosciuti molto nel mondo e mi sa che anche qui saranno soldi buttati al vento. Poi un'altra considerazione veloce in campo tecnologico e economico, la questione della politica green. Io voglio sapere se è una questione di detrazioni fiscali e aiuti alle imprese private nel cercare di approvvigionarsi in modo diverso delle materie prime e comunque di fare una politica ambientalista, o se sono soldi buttati veramente dalla finestra di nuovo, magari in progetti che non valgono niente. Io ho paura che questi soldi, quando ci metteranno sulle mani i politici, andranno tutti in fumo, perché o si danno ai privati o si mettono nell'economia vera, o altrimenti saranno altri soldi, altre tasse da pagare di nuovo. Io la vedo molto male perché i piani non sono dettagliati. Vi saluto, ciao. Allora, oggi sul Sole 24 Ore, Carlo, c'era una pagina dedicata all'utilizzo dell'anticipo dei primi 15 miliardi che dovrebbero arrivare entro il 2021 e non ci ho capito nulla, diciamo, sono in soldoni. Però c'è un'altra telefonata e poi la parola a Carlo Cambi. Pronto? Pronto, ciao Giulio. Buongiorno. Ciao. Abbiamo capito, dai, col Green Pass metteremo anche la sua fotografia, quella di Draghi, nel nostro portafoglio. E volevo dire una cosa, io mi inginocchio davanti al Vaticano per essere finalmente intervenuto. Forse sarà una delle prime catene che si riuscirà a spezzare per conservare la nostra libertà di pensiero. Poi ci sarà tutto il contorno, come dice Carlo, ma per me è una grande mossa. Andassero tutti a protestare davanti al Vaticano ora. Ciao, buongiorno e ciao a Carletto. Allora, ti aggiungo, grazie anche a te, ti aggiungo un messaggio, Carlo. Draghi è lontano, scrive un ascoltatore via WhatsApp dal mondo reale. Come fa a pensare a un aumento del PIL con quei numeri, 4,4% eccetera, se da 10 anni almeno il numero delle imprese aperte e degli occupati è in calo? Uccise da rigore, politiche fiscali, folli e ora pandemia. Scenda sulla terra, smetta di frequentare i salotti. Carlo. Allora, il primo ascoltatore ha detto cose saggissime, alle quali ho poco da aggiungere se non una cosa, che proprio il New Green Deal o Green Deal, chiamatelo come volete, ha un impatto negativo sullo sviluppo. Infatti l'ammontare di incidenza sul PIL che noi calcoliamo tiene conto del fattore negativo dell'ingresso delle politiche verdi, che significano banalmente soppressione di posti di lavoro e soppressione di settori economici. Quindi era giusto creare un'agenzia per l'allocazione dei fondi e la validazione dei progetti, ma credo che lì prima o poi ci arriveremo, perché altrimenti i famosi 115 impegni che il governo si è preso da qui alla fine dell'anno per poter spendere gli anticipi che arriveranno sul Next Generation EU vanno a farsi benedire. Il secondo ascoltatore dice una cosa vera per quel che riguarda i tassi di crescita. Gli faccio semplicemente notare che noi nel 2010 abbiamo perso il 9,8% del PIL e quindi una crescita del 4,2 più 4,8 significa che non recuperiamo neppure a fine 2022 i livelli del 2019. Il che non è una crescita impetuosa, è semplicemente un recupero con qualche decimale in meno di PIL in 2 anni rispetto al gap che abbiamo maturato con la pandemia. Tanto per fare una botta di conti, ci mancheranno, se questi sono i tassi di crescita che auspica Draghi, ma che sono possibili esclusivamente perché stiamo recuperando ciò che già avevamo, comunque alla fine del 2022 ci mancheranno a occhio e croce circa 35 miliardi di ricchezza nazionale rispetto al livello del 2019, 35 miliardi che non saranno compensati dall'arrivo del New Generation EU, perché già è scontato quella contribuzione che quei soldi fanno nel promuovere quel tasso di crescita ipotizzato da Draghi. Ultima questione, il Vaticano. Sì, sono anch'io felice che venga rotto il conformismo sul pensiero unico rispetto all'LGBT. È anche vero che il DDL Zan è in alcune parti una legge liberticida che per affermare i diritti ne conculca da altri, però
noi la lettura dei fatti la dobbiamo fare in termini politici. In termini politici la lettura dei fatti è quella che ti do io. In termini di affermazione di una, come posso dire, struttura, di una valenza antropologica, di una, anche se volete, per chi ci crede, solidità della fede, sicuramente l'intervento della Segreteria di Stato Vaticana è un intervento commendevole. Allora, abbiamo la nostra piccola pausa delle 10, tra poco siamo di nuovo qua. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Due per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi, abbiamo una 12-13 minuti. Carlo, io vorrei tornare sul tuo pezzo di oggi su Panorama che citavo prima. A un certo punto tu scrivi, ricordando anche che a Novellara, dove è scomparsa Saman Abbas, c'era stato un feroce regolamento di conti fra bande di pakistani, che era un episodio di una realtà più vasta che si può sommariamente riassumere così: caporalato, business dell'eroina, controllo delle terre, piccolo commercio in concorrenza con i cinesi nelle città e commercio in più grande stile di permessi di soggiorno falsi, una vera e propria mafia pakistana. Sta in questi termini la questione, non solo nelle terre di Reggio Emilia? Assolutamente sì. Tenete presente che a Caltanissetta un ragazzo pakistano che difendeva i braccianti agricoli sfruttati da altri pakistani è stato ammazzato. C'è un dossier molto corposo delle direzioni distrettuali antimafia sulle comunità pakistane, ma non si capisce perché non se ne parla mai. Faccio osservare un'altra cosa: quella ragazza di Porto Recanati ammazzata dal padre fa parte di una comunità pakistana che ha nell'hotel house di Porto Recanati un centro di spaccio dove soltanto in 2 operazioni sono stati sequestrati alcuni quintali di eroina. Non stiamo parlando di spicci. E non ho mai sentito nessuna comunità musulmana di condannare questa roba, e non ho mai sentito il PD dire beh sì, forse abbiamo importato con l'immigrazione anche della robaccia, e forse queste ragazze, quando si parla dell'ignoranza delle famiglie pakistane che vengono dalle zone rurali, questi ragazzi che sono arrivati a Reggio Emilia, a Novellara, probabilmente sono arrivati come bracciati sfruttati da altri pakistani. È una comunità dove la violenza è all'ordine del giorno. E poi sento parlare di accoglienza, di integrazione. L'integrazione la stanno facendo i reparti di narcotici della polizia e dei carabinieri che li mettono in galera.
salvo poi liberarli, ma questo è un altro paio di mani. Ecco Da Carlo, parte c'è dei la magistrati. mafia anche all'origine, no? Anche a Lahore e a Karachi, dai Sì, punti ma di certo. partenza, Ma perché sì, è un traffico organizzato questo, però se ne parla vorrei che molto fosse- poco in relazione alla vorrei comunità che pakistana. a Karachi stanno facendo delle robe incredibili, cioè a Karachi stanno assetando la popolazione, quelli della mafia di Karachi, e reclutano le ragazze pakistane, quelle che vengono ripudiate dalle famiglie, vengono imbarcate e portate a fare le troie in giro per l'Europa. Di questo non ne parla nessuno. No, e poi c'è Non l'accordo capisco sull'eroina perché. di cui tu racconti, i pakistani la importano, i nigeriani la spacciano e le mafie italiane Le mafie incassano il pigliano il pizzo, pizzo. Cioè, sovraintendono. sovraintendono, si fanno dare la renda di posizione, questo è il cartello. Ma la domanda è, ma come ti spieghi che una città piccola come Macerata abbia 1000 pakistani, arrivati tutti qui, addirittura con i bigliettini in tasca su dove si dovevano rivolgere per il permesso di soggiorno? Cioè, di queste cose qua qualcuno se ne vuole occupare, sì o no? O continuiamo a fare fiumi di trasmissioni sulla povera Saman? Certo, Saman è una vittima, ma una vittima di sistema. E quando ci chiedono a noi italiani se abbiamo una parte di responsabilità in quella morte, sì, ce l'abbiamo. La parte di responsabilità è nel fatto che ci siamo fatti permeare, con la scusa dell'integrazione e dell'accoglienza, da quel tipo di criminalità. Sulla quale credo che ci sia un'attenzione e una conoscenza da parte delle forze di polizia, ma un dibattito pubblico e politico penso che è nullo. Assolutamente, penso che è nullo. Se leggi bene il mio pezzo, alla fine c'è il rapporto del Ministero dell'Interno che la nostra ministra Lamorgese conosce benissimo, in cui è scritto che la comunità pakistana è quella che lavora di meno, si integra di meno, ha il più basso livello di istruzione, che ha il 60% delle femmine pakistane che non vanno a scuola e non sanno parlare l'italiano, che non conosce le leggi italiane, e nonostante tutto questo noi stiamo ragionando di come accoglierli, di come integrarli, di che cosa fare? Ma ti rendi conto dell'esercizio di retorica e di bugie che c'è su questa roba? È incredibile. Ecco perché ho coniato uno slogan: contribuisci a RPL se vuoi salvarti la pelle. Beh, lo slogan non è male. Carlo, abbiamo pochi minuti, io però non voglio evitare di toccare alcuni argomenti dei quali ci eravamo proposti di parlare stamani. E te ne elenco qualcuno velocemente, poi lascio a te il compito immane della sintesi in pochi minuti. Allora, lo stato di salute della composita maggioranza. Chi sta meglio, chi sta peggio fra il PD, le primarie del PD, il PD in imbarazzo su una serie di questioni, e il centrodestra, le prese tra partito unico, difficoltà a trovare il candidato a Milano e a fare la quadra, e dall'altra parte la lezione che ci viene dalle elezioni in Francia. Che cosa ci insegnano le elezioni in Francia, oltre al macroscopico dato della disaffezione, del non voto, 2/3? C'è poi il ruolo di Mattarella che andrebbe chiarito in vista del semestre bianco. Così abbiamo messo tutto sul piatto per quanto riguarda il menù della trasmissione di oggi. Provo a dare una risposta sintetica e onnicomprensiva, anche se è complicato. Allora, il PD secondo me sta alla frutta, lo dimostra il fatto che non ha uno straccio di idea di paese, non mette in campo un'idea, mette in campo soltanto delle cose che servono a fare titoli sui giornali. Tra l'altro mi pare che dentro il governo Draghi conti relativamente poco, anche Orlando ha provato a fare queste uscite sul lavoro, ma è stato immediatamente zittito, quindi non... Il centrodestra è veramente come posso dire, in preda ad una sindrome di Tafazzi che lo sta dilaniando. Questi si danno martellate sui coglioni tutti i giorni, a parte alcuni esponenti che mandano in giro che farebbero meglio a tenere nei sottoscala, ma a parte questo non si capisce perché non si debba avvertire che nel paese c'è un sentiment comune, che è quello di fare piazza pulita del ciarpame che ci ha governato senza consenso popolare dal 2011 ad oggi, e di avere una piattaforma programmatica comune rispetto alla quale far emergere un'idea di paese. Io credo che spaventi un po' tutti, e in particolare la Meloni, il fatto che da tutto questo possa nascere un'idea liberale.
Ma in realtà non c'è mai stato tanto bisogno di un'idea liberale come adesso nel Paese e probabilmente nel mondo, laddove per idea liberale si intende il rispetto delle libertà individuali, dell'intrapresa e un arretramento dello Stato da quei settori dove lo Stato non è indispensabile, a cominciare dalle riforme. Ultima cosa, Mattarella. Ne vedo molto pochi di alfieri di questa visione politica, però. Lo so, però e questo è il limite del centrodestra, capisci? Cioè, quando Berlusconi parla del Partito Repubblicano all'americana, dice una cosa che è un'intuizione giusta, ma che lui stesso contribuisce a sgonfiare il contenuto. C'era un'intervista del professor Martino 2 o 3 giorni fa che andava letta e distillata per capire dov'è che il centrodestra infrange le sue speranze di governo. È nella incapacità di darsi una sistemica visione di paese dove l'individuo e la libertà di intrapresa siano al centro di tutte le politiche. Questo è il punto. La Lega con Giorgetti, andata al governo, avrebbe questa opportunità anche di superare il populismo della Meloni, che onestamente ultimamente sta facendo delle cose poco comprensibili. Per esempio quella di impuntarsi sui candidati alle amministrative, quasi che volesse sfruttare una strategia del vinci-perdi. Perdiamo le amministrative, che io posso mettere in capo alla Lega il risultato negativo, e così dopo le politiche, siccome io sono convinta che arriverò a un'incollatura da Matteo Salvini, anche se non riesco a scavalcarlo, posso dire tu sei un perdente. Questo è lo schema. Ma se si vive di questi tatticismi, non si governa un paese, non si va lontani, non si impone, ovviamente attraverso il consenso democratico, un'idea di società. Si naviga a vista. E in questo quadro, Carlo, l'idea di partito unico, che per il momento riguarderebbe solo Lega e Forza Italia, come si colloca secondo te? È fruttuosa? È un'idea buona? No, è un'idea buona se fai un percorso costituente. Cioè, se tu fai un'assemblea costituente del centrodestra, dove tutte le anime componenti del centrodestra si confrontano, e scrivi un programma che non è un programma di governo, ma è una visione di società comune, rispetto alla quale adegui le politiche. Questo è quello che dovresti fare. Ma questo dibattito culturale non c'è, non esiste. Non c'è in Forza Italia, non c'è nella Lega, a maggior ragione non c'è in Fratelli d'Italia, che è un partito familistico. Noi osservatori abbiamo il compito di pretendere dal centrodestra una riflessione politica profonda e una messa in campo di tutte le risorse intellettuali che questo campo può generare. Ti faccio un ragionamento. Ma ti pare possibile che Fedez possa dire quello che dice rispetto all'intervento del Vaticano e non ci sia nel centrodestra nessuna figura di pari popolarità, di pari livello, di pari capacità di bucare l'opinione pubblica come Fedez, semplicemente perché il centrodestra non la costruisce? Ma il ritardo culturale che il centrodestra ha accumulato in termini di visibilità dei suoi intellettuali, delle sue piattaforme programmatiche, dei suoi mezzi di informazione, delle sue case editrici. Io vivo a Macerata, dove ci sono 2 case editrici di impostazione liberale, sì, delle quali nessuno si occupa. Ma il dialogo con le comunità ebraiche, il dialogo con le comunità armene, il dialogo con le minoranze etniche, la tutela delle identità, tutto questo patrimonio, che fine ha fatto? Stiamo inseguendo i candidati sindaci della società civile per evitare che le forze politiche si possano intestare le vittorie una con l'altra. Ma ti pare uno schema di ragionamento possibile questo? Beh, con questa constatazione, Carlo, noi ci salutiamo. Finisco su Mattarella. Ovviamente Mattarella fa il notaio di questa situazione, covando in cuor suo una speranza che gli venga chiesto di rimanere lì, perché per l'impossibilità di cacciare Draghi da Palazzo Chigi, punto. Fino al 23, alla scadenza della legislatura. Fino al 23, e poi dopo il 23 vediamo, ci sarà qualcuno che se lo intesta su Draghi.
Beh, sono 2 anni comunque ancora, grosso modo, quindi non è poco tempo per riorganizzare, per trasumanare e organizzare. Esatto. Ma se Draghi andasse al Colle, evidentemente c'è una cesura di questo percorso, ed ecco che non ha convenienza a nessuno a mandare Draghi al Colle per il settennato, perché poi si sa che vincerebbe il centrodestra alle elezioni politiche e quindi il quadro si comporrebbe in maniera diversa. È probabile che Mattarella stia covando in cuor suo l'opportunità di rimanere lì dov'è, magari a termine, e di consentire a Draghi di finire il lavoro, in modo di che dopo poi la safety car, come dice giustamente Enrico Mentana, esce di pista e faranno la corsa. Allora Carlo, grazie, grazie a te. Buona giornata Carlo, buon lavoro, a martedì Mi prossimo. raccomando, sostenete RPL per dernercare la pelle. Grazie a Carlo Cambi. Ciao bello, ciao. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.